Vai, tranquillissimo. Ok ragazzi, siamo ufficialmente in diretta, nuova diretta Inside. Ho il piacere in primis e anche l'onore di avere qua il grande Ale, detto Palestratos. Pronunciato bene? Sì. Sì. Come stai, Ale? Bene, dai, periodo stranamente positivo. Sta ricominciando a girare tutto carino, quindi va bene, non mi lamento. Cavolo, incrocio le dita perché rimanga così, insomma, allora. Eh, Allora, io non ci conosciamo, però io conosco ovviamente la figura di Stratos dalle varie live che hai già fatto, insomma, sei uno tra i più presenti e da tempo più presenti nell'ambito fitness e bodybuilding in Italia, e quindi sicuramente davanti a me ho un esperto. Mi piacerebbe affrontare vari temi oggi con te e sapere un po' il tuo parere riguardo il culturismo d'oggi, possiamo dirlo soprattutto, possiamo definirlo così. ok. E apriamo un tema infinito. Però prima ancora mi piacerebbe capire un attimino più di te e un Sì. pochino del tuo passato, un po' chi era l'Ale prima di essere un culturista e come ti sei avvicinato alla sala pesi. Oddio, tu vuoi ritornare alla notte dei tempi? Allora, devo essere per forza sintetico perché sono logorroico. Intanto ciao a tutti quanti quelli che ascoltano. Devo provare a sintetizzare, se no diventa una specie di sequestro di persona di quelli miei. Allora, L'Ale prima della palestra era un ragazzino magro, molto magro, ero alto 1,85 m e a 17 anni pesavo 61 kg. Ero talmente tanto magro che sta cosa la racconto sempre perché fa imbestialire mia mamma, ma a me ha sempre fatto ridere tantissimo. Una volta andai a fare i raggi alla schiena e il radiologo mi ha detto: ma scusa, che te li faccio a fare i raggi, piglio la Polaroid, facciamo prima. Tanto per farti capire, ok? Però sono sempre stato appassionato, diciamo, di quell'ambiente sportivo, di muscoli e roba. Alla fine sono dell'82. Gli anni 80, primi anni 90 erano tempestati da qualunque cosa non fosse natural. Braccio di Ferro si dopava, Asterix e Obelix si dopavano, Dragon Ball si dopava, poi è uscito i One Piece e si dopavano con le capsulette, Naruto aveva i tonici e si dopavano. Sono cresciuto con i film di Schwarzenegger, da Conan a Commando e compagnia bella, quindi tutto quel filone lì, però la palestra mi era inaccessibile, vuoi per dei problemi abbastanza seri economici che avevamo a casa in quel periodo, e poi perché soprattutto la palestra non andava di moda. Cioè, un ragazzino che andava in palestra in quegli anni era strano. Quando ho iniziato a 17 anni, credo di essere stato uno dei pochi minorenni nella provincia di Messina. Non andava. Io lo facevo perché mi piaceva, però si iniziava a 23, 24, 25 anni, difficilmente si iniziava prima. Ma io avevo sempre avuto quella sorta di feticcio, racconto spesso per ridere, che ero convinto che quelli grossi non avessero i peli perché i muscoli diventavano talmente tanto grossi che gli chiudevano i pori e cadevano. Cioè, questo ero io da piccolino, tanto per farti 5-6 anni con mio padre che mi chiedeva: ma ti piacciono quei cosi? Ma lo stesso Nick mio, Stratos, era un personaggio dei Masters. Ora tu non so quanti anni hai, però non so se hai idea di chi fossero tipo i Man, Skeletor, quella roba lì. Non così bene, sebbene io comunque sia un 94. Ma sarebbe stata la prossima domanda: cosa significa il nickname Palestratos, Stratos? Banalmente, una cosa stupidissima. Allora, da nerd puro mi sono approcciato. Allora, la cosa bella di quelli della mia generazione è che sono tanto analogici quanto digitali. Io ho avuto la prima parte della mia vita senza internet, non c'era, non è che non ce l'avevo io, non c'era proprio. Essendo nato nell'82, io ho visto la nascita delle console. Siamo partiti col Commodore, l'Amiga, gli Atari, il Nintendo 8-bit, Super Mario, le PlayStation. Ma a un certo punto internet è arrivato più o meno mainstream verso il 2000, quindi più o meno io ero da poco maggiorenne.
E c'era la necessità di trovarti un nickname. Che nickname ti trovi? Uno dei tuoi personaggi preferiti da ragazzino, che era Stratos, che è un personaggio appunto dei Masters. Stratos è l'unico personaggio volante che c'è, uno dei due personaggi volanti che c'erano nei Masters, era una specie di scimmione che volava con questo jetpack, viveva in questo posto stranissimo che si chiamavano le montagne mistiche di Rakash su Avion, cioè tutta una cosa stranissima. Io ho incominciato là e la mia inizio di carriera online è stata sui canali anime. All'epoca, ora non si scarica più, però prima di Emule, roba varia, c'erano Mirce e soprattutto c'era un programmino che si chiamava DC++. DC++ si basava, perché all'epoca internet era soprattutto una filosofia, infatti si faceva tantissima differenza ad esempio tra hacker, lamer, cracker, perché c'era tutta una filosofia e tutta una subcultura che poi si è andata un pochettino a perdere. DC++ era una cosa semplicissima, tu immaginati, apri questo programma, hai questo stanzone centrale in cui tutti possono chattare con tutti, laterale avevi il link degli utenti singoli e ci potevi chattare in privato. Okay. Dov'era la caratteristica? Tu condividevi le cartelle del tuo computer e le condividevi direttamente con l'altra persona. Quindi ti scaricavi, quindi c'era chi aveva Goldrake, tu ti scaricavi tutte le puntate di Goldrake, c'era chi aveva, che ne so, Harlock, tu ti scaricavi tutte le puntate di Harlock, con una piccola premessa, che adesso è un pochettino, diciamo, inconcepibile. La linea era una ISDN, cioè era poco più di un 56K. Quindi stiamo parlando di roba che io una volta per scaricare un'unica saga ci ho perso un anno, era tutto lentissimo e di conseguenza noi diventavamo molto amici. Cosa succede? Vai avanti, escono le prime webcam. Alle prime webcam, siccome c'erano questi abboni ed eravamo tutti gli amministratori di questi hub, eravamo tipo 12.000, 14.000, con alcuni siamo ancora amici, ci vediamo in webcam. Un ragazzo qua di Siracusa, che poi si è sposato con un'altra ragazza che stava sempre su questo coso qua, si sono proprio sposati, vede me, mi fa altro che Stratus, sei enorme, sei pari Stratus. È nata così, basta, cioè, nella maniera più stupida dell'universo. No, non è nata lì ancora, mi allinecchiavo giù di lì. Anni dopo, quando ho aperto il sito è nato per una necessità che in realtà è poco carina, però è nato, avevo il bisogno di dargli un nome. Mi sono ricordato di quella vecchissima conversazione e l'ho chiamato in quella maniera. Alexei invece nasce da un'altra cosa stupida. Prima che io finissi zoppo, ero discretamente fortino. Considera che io a 77 kg scottavo 180 kg col culo a terra e non facevamo le singole. Io facevo il Carlo con i bicipiti col bilanciere da 70 kg. Porco cane. E questo amico mio mi diceva, mica sembri uno di quelli là russi. E mi ha cominciato a chiamare per il culo Alexei. Ok, chiaro. Siamo arrivati su arriva Facebook, arrivano sti cacchio di social, no? Nessuno mi chiamava Alessandro, cioè pure mia mamma mi chiamava Stratos ormai, perché io nel frattempo avevo iniziato anche a giocare a Softair, io ho fatto 15 anni di Softair agonistico, abbiamo creato un coordinamento nazionale e roba varia, anche lì avevo il nick, anche lì ero Stratos, quindi a un certo punto ero Stratos. Se io su Facebook mettevo Alessandro Gambatoro, ma chi cacchio mi riconosceva? Non c'era nessuno. E allora volevano obbligatoriamente nome e cognome. Con Stratos che gli metto? Il cognome? A un certo punto ho detto, vabbè, facciamo Alexei Stratos. Punto, stop. È nata... in realtà è tutto molto stupido come cosa, Chiaro, però rientra parecchio nel mio profilo. Mi sono sempre preso molto poco sul serio. Ecco. Infatti, me lo sono sempre chiesto ed era una domanda che ti volevo fare. Sì, no, è un'idiozia, cioè niente di serio, ecco. Quando è poi che è arrivata, diciamo, la scintilla un po' con la sala pesi, col bodybuilding? Quando è che poi sei passato anche a scrivere sui forum? Allora, anche qui. Io avevo progettato la mia intera vita con lo scopo di fare il veterinario. Io sono andato in quella scuola elementare lì perché all'asilo avevo deciso che volevo fare veterinaria. Poi ho fatto quelle superiori in quel posto lì perché volevo fare veterinaria.
Poi ho fatto le superiori in quel posto lì perché sapevo che il liceo era fatto bene e mi poteva preparare per fare veterinario. E ovviamente, avendo avuto sempre una marea di animali, di tutti i tipi, io ho avuto le tartarughe, ho avuto le quaglie, ho allevato i canarini, ho avuto le rane, ovviamente cani, gatti, vivevo praticamente in pianta stabile dal mio veterinario, Santino. Santino sapevo che gli piaceva la palestra, perché aveva le copie di Olympians, aveva i primi libri quando uscivano, quelli tipo Polly Quinn, cultura fisica, il POF, però finiva là. Non mi ricordo mai se era il 97 o il 98, un amico mio, un mio ex compagno di classe, o meglio era il fratello di una mia ex compagna di classe di scuola, poi mi sono allenato con l'altro suo fratello per anni, mi fa guarda io dovrei andare a fare una lezione di Thai box. No, faceva Muay Thai, scusa, che fai? Mi accompagni in palestra? Era estate, non avevo un cacchio da fare, ho detto va bene, andiamo. Lui si va a fare la lezione, io entro in sala pesi. In sala pesi vedo Santino, ma non era più col camice. Santino era con la classica tutina, tipica anni 80, sai quelle là, come si chiamano? Tipo i fratelli Barbarian, praticamente quelli là, il pantalone, quello lì super aderente, a righe verdi, scusa, verdi, Sì, gialle e nere, sì, col bretellino, quelle proprio, quelle proprio tipiche anni 80-90, magliettina da Superman, ma il figlio di puttana di Santino, e non mi scuserò per il figlio di puttana, pesava 120 kg squartato, era enorme. porco cane. E mi fa, che fai, te la provi qualche cosa? E io mi metto là e ho detto, vabbè cavolo, quello fa 140 kg di panca, gli metto 10 kg per lato, ci riuscirò, no? Stacco sto bilanciere, spum, di sopra. Da là si è messo con me, abbiamo messo a cazzeggiare un pochettino, niente, non ne sono più uscito vivo. Praticamente dal giorno dopo mi sono ritrovato, siccome sapevo che lui si allenava ora a pranzo, io andavo in sala alle 10:30, 11 di mattina, perché era estate, quindi non andavamo a scuola, e finivo tipo l'1:30, alle 2. Quindi all'inizio mi ha aiutato tantissimo lui, tutte le basi le ho fatte con lui. Poi io non gli volevo dare fastidio perché io ho sempre, carattere mio, però ho sempre avuto fastidio a dare noia alle persone, quindi lui mi chiedeva sempre, ma ti vuoi fare seguire, ti vuoi fare seguire, ti vuoi... E dicevo no, no, comunque poi mi sono iscritto in palestra, per un anno non ho concluso niente, col istruttore, quello lì che c'era in sala, e poi gli ho chiesto aiuto. E ancora mi ricordo la mia prima alimentazione scritta su un foglio di Eukanuba, ce l'ho ancora a casa. C'era questo foglio di cani della ricetta, lui mi aveva fatto la primissima dieta. Così come tutte le prime schede, ce le ho tutte su un quadernino conservate, scritte da lui, così come ho un foglio della divisione annuale. Una volta l'ho caricata anche sul sito. Ho incominciato con lui. E in quel periodo si allenavano solo agonisti. Io ero veramente l'unico piccolo. Considera che in sala c'era lui che non gareggiava, però poi c'era, vabbè, non ti faccio i nomi perché magari non li conosci, però c'era tutta gente che preparava il Due Torri, ma il Due Torri del 98, non il Due Torri, quella schifezza che è diventata adesso. Chiaro. C'era la campionessa europea di bodybuilding, c'era suo marito che le preparava. Allora, diciamo che erano tutti sopra i 100 kg, tutti. Tant'è vero che tra di loro, io sta cosa la racconto sempre, mi viene sempre da ridere, perché adesso dicono tutti che sono grossi, tutti che mettono massa facilmente. All'epoca eravamo tutti hard gainer, tutti, nessuno cresceva mai abbastanza, tutti piccoli eravamo. E mi ricordo una volta stavano facendo questa serie pre-gara, c'era questo qua, lo voleva posare, sudatissimo, gli occhi talmente tanto strizzati che gli si giravano le pupille, al contrario. Questo qua gli fa, forza, chiudi sta serie, ti piglia schiaffi fino a quando ti risvegli che sei HP. Cioè, questa la racconto sempre perché fa ridere, però per farti capire. E io ero l'unico piccolino, diciamo, di quel periodo. E io ero convinto, non capendo un cavolo di anabolizzanti, cioè non sapevo neanche che esistevano gli anabolizzanti. Certo. Io all'epoca guardavo le riviste, perché poi ovviamente avendo incominciato a fare palestra, ho subito voluto incominciare a capirci qualche cosa. Quindi andavo da Santino, gli rubavo gli Olympians, gli ho rubato i principi di Polly Quinn, gli ho rubato la dieta metabolica. E infatti ho sempre detto che se all'università avessero fatto studiare quella roba là, io mi laureavo in 2 anni. Mi ricordo la dieta metabolica, era una roba tipo 380 pagine,
me la sono letta tutta quanta tipo in 2 giorni sul terrazzo prendendo il sole. E ero l'unico piccolino. E io però come idolo avevo Kevin LeBron, che mi piaceva tantissimo. E io ero convinto di poter diventare Kevin LeBron. Poi crescendo ho capito, perché poi loro giustamente, la cosa bella di quel periodo cos'era? La racconto sempre, quindi non mi allungo molto perché non vorrei che poi la gente si annoi. A differenza di adesso che ci sono i fake netti, all'epoca se tu gli dicevi che uno dopato sembrava natural, quello ti bruciava a casa. Cioè, capisci? Cioè, preferiva che tu gli sparassi nelle ginocchia, cioè, ok, loro erano orgogliosi, anche perché era legale. Tu andavi in farmacia, ti compravi la roba e le preparazioni te le facevano al policlinico, loro andavano al policlinico, loro lo chiamavano il medico sportivo, poi probabilmente era un endocrinologo, però io mi ricordo che loro lo chiamavano il medico sportivo. Sì, Natura nella quasi un'offesa Natura. Ma allora, pensaci, perché capisco che si faccia fatica. È un pochettino come il casco. Noi in quel periodo con gli scuderini giravamo tutti quanti senza casco. Ma non c'era la legge per cui tu ti dovevi mettere il casco, quindi eri strano se lo avevi. Certo. Cioè, allora, se a te domani mattina ti dicessero che la creatina fa doping, tu a un certo punto ti ritrovi che sai che per tutta la tua carriera ti sei dopato. Ma loro venivano da un mondo in cui era tutto normale. È diventato doping dopo. Cioè, quel mondo funzionava in quella maniera. Dopo gli hanno fatto la legge per cui diventava doping. Quindi in realtà loro, nella loro testa, non erano neanche dopati. Si faceva così, punto e basta. Se volevi fare i Però, bodybuilding, dovevi fare così. però erano onesti, a differenza di adesso, dove ragazzini di 20 anni che pigliano 10 kg da palco a palco nel giro di un anno, ed è tutto normale perché ho la genetica, adesso è migliorata la scienza, siamo evidence based, voi eravate bro, faceva delle cose a cavolo, insomma, loro erano onesti perché ovviamente non vendevano nulla. Quando una volta io mi allenavo, perché ero diventato la mascottina, cioè tu immaginati piccolino, magro, che comunque spingevo, in mezzo a sti cazzo di bestioni che non finivano mai, a un certo punto ero diventato la mascottina. Tu pensa che siccome sapevano che avevo problemi, per esempio, di economici a casa, che ne so, ti faccio un esempio stupido, vendevano le proteine nei sacchi da 15 kg all'epoca, che poi era tipo stucco, però va bene, la vendevano in quella maniera. Io non li potevo comprare, quindi cosa facevo? La domenica pigliavo la bicicletta, andavo a casa di Santino, mi facevo dare 1 chilo e gli pagavo 1 chilo solo, che me lo potevo permettere. Uno dei colleghi di Santino, pure lui veterinario, lui faceva il rappresentante per una ditta di farmaceutica che c'era vicino a casa mia, la Plants. Loro praticamente preparavano la creatina, gli aminoacidi, le proteine, tutte le polveri grezze e le spedivano poi ai laboratori che poi gli mettevano gli aromi, creavano le formule personalizzate, le impacchettavano e le vendevano. Lui cosa mi diceva? Guarda, se tu vuoi arrotondare un pochettino, facciamo una cosa, io ti faccio i prezzi, tu te le vendi a quanto cavolo vuoi tu, me li paghi a quanto dico io ci ho campato 3 anni in quella maniera, anche perché all'epoca 1 chilo di creatina costava 3 euro. 1 chilo di aminoacidi costavano, fammi ricordare, gli essenziali costavano 8 euro in polvere e 14 se li facevi in capsula. Quindi io praticamente, amici, cose che si allenavano, ci ho campato. Considera che il mensile della palestra era 30.000 lire. Scusa, erano in lire, erano 3.000 lire, 8.000 lire, non c'erano gli euro ancora, perdona, quindi ridimensiona tutto. Quindi fai finta che tipo 3 euro erano 1.500 lire, che sono tipo 1,5 euro di ora, tipo. E io ci ho vissuto così tantissimo. Loro a un certo punto mi hanno detto: guarda, tu però non ti puoi allenare come ci alleniamo noi, perché noi comunque siamo supportati. E la domanda di un 17enne è: per essere supportato anch'io che devo fare? La risposta è stata letterale, ancora me la ricordo, ero piccolino, ma sai quelle frasi che ti ricordi tutti i momenti, esattamente ti ricordi dove eri, l'odore, la posizione, tutto? La frase è stata: se lo richiedi un'altra volta ti spacchiamo le ginocchia. Ti hanno tolto subito il dubbio.
Sì, ma allora la regola era quella, tu ti dovevi allenare 4-5 anni natural, arrivare almeno a 24-26 anni, perché loro te lo dicevano, devi prima completare lo sviluppo sessuale e poi lo sviluppo della corteccia prefrontale, dice, se no diventi una specie di pazzo come diventano pazzi in tanti. Dice, dopo, se c'hai ancora voglia, ci incominci a ragionare. Ora, 16 anni lì dopo, però, vabbè, altro, diciamo che non è passato soltanto il secolo, è anche passato il millennio ormai, quindi diciamo è cambiato ragionamento. Ale, ti chiedo Però questo, che siamo partiti da là. sì, Vai, sì, dimmi. sono super curioso. Tu mi stai raccontando di un culturismo lontano, di un bodybuilding lontano con gli anni. Sì, sì. Tu l'hai vissuto fino ad oggi. Quali sono stati i cambiamenti più eclatanti davvero? Mi puoi dire sia in meglio che in peggio? Allora, io ti posso dare, ovviamente per quella che è la mia esperienza, Certo, perché un conto è essere, come dire, passami il termine, forse insultare chi lo fa seriamente, però ok. Un conto era essere bodybuilder nel mio paesino o comunque nella mia provincia in Sicilia, dove comunque, soprattutto all'epoca, arrivava tutto molto in ritardo. Un mhm, altro conto è essere bodybuilder nello stesso periodo che ne so a Rimini, quando che era l'88, l'89, ci hanno fatto il Mister Olimpia, era un po' diversa come così. certo. Allora, il cambiamento epocale, intanto io sono arrivato con le Vidiuti, e i Vidiuti, tutto quanto quel settore lì, io sono cresciuto con quella roba là. Cioè, andavi avanti finché il muscolo permetteva, se ne avevi 8 ne facevi 8, se ne facevi 6 ne facevi 6, se ne avevi 4 serie facevi 4 serie, se ti fermavi a 2 andava bene così e mi ci sono sempre trovato male, male, fin da subito, tranne i primi periodi. Considera che io ho preso 30 kg in 3 anni quando ho incominciato a farmi seguire. Urca. Di merda, grassi, tutti quanti quelli che vuoi tu, però io sono passato da 61 a 96-97 e peso ancora in quel range di peso, dopo 25 anni, ok? Perché peso sempre quelli, sono più carini da vedere ma peso sempre uguale. Allora, il primo cambiamento epocale è stato 2002-2003, quando è arrivato il bio. Si può dire tutto quanto quello che si vuole di Claudio Tozzi. Si può dire tutto quanto quello che si vuole del bio e ovviamente se ne può dire solo male, perché c'è poco da fare. E infatti una delle cose che mi inquieta adesso è che sembrano tutti che abbiano... Cioè, adesso sembriamo ritornati nel 2002. Basso volume, non recuperi, muori se fai una serie di più. Erano tutta la semantica del bio, era tutta così. Addirittura quando morì Mango, cioè all'epoca, quell'idiota andò in giro a dire praticamente che perché lui non supercompensava perché non faceva gli scarichi e allora lo stress l'aveva ammazzato. Cioè, non pensare che i ciarlatani ci sono solo ora. Ora c'è Instagram e li vedi molto di più. All'epoca erano un po' di nicchia, ma è uguale. Siamo ritornati lì, la monoserie, i 3-4 esercizi. L'unica differenza che c'è grossa è che prima eravamo fissati, noi eravamo, panca, stacca e squat. Adesso ti cito una frase di Max Corallo, con cui parlavo oggi insieme a Reda. Adesso si attaccano i cavini anche nei posti in cui non si dovrebbero attaccare i cavini e fanno tutto con i cavini e con i cavetti. Abbiamo sostituito panca, stacca e squat con qualunque cosa abbia una cavigliera. Vero. Però l'idiozia è uguale. Non funzionava prima, c'è un motivo per cui a un certo punto ci siamo scordati Claudio Tozzi, ci sarà un motivo per cui ci scorderemo di sta roba qua. Questo è stato il primo passo, grosso. Il secondo passo importante, secondo me, è stata la nascita di YouTube. Quando è YouTube? nato, sì, quando è nato YouTube, considera che io già ero abbastanza veterano, avevo già almeno una decina d'anni di attività. E considera che io da un punto di vista social ero abbastanza conosciuto su dei forum che non erano dei forum, mi spiego. Tutti conoscono Bodyweb, questi qua carini, però esistevano i forum underground, quelli là non digitalizzati, diciamo, da nessun tipo di social. Tu Sì. c'entravi semplicemente al comando.
volgarmente adesso potrebbe essere chiamato deep web, però non era deep web, perché nel deep web si parla solo in inglese, non ci sono i nomi. Questi erano dei forum chiusi, anche perché all'epoca se tu ti permettevi di scrivere su Instagram testosterone, alle 4 di mattina ti arrivavano in nassa a casa. Non è come ora che tu ti fai il trembolone in culo in diretta su TikTok mentre tua mamma dietro gira la pasta, e non sto scherzando, l'ho vista sta cosa, ed è tutto perfettamente normale. Era un po' diversa come cosa. E la cosa bella cos'è? Che tutti quanti quelli grossi e famosi di ora, io li conosco, li conoscevo con i nick, ma li conosco, quindi so come erano 20 anni fa. E diciamo che questa cosa a me ha un bel po' rovinato la magia, perché i miti sono belli fino a quando non li conosci, quando li conosci di solito ti cadono, e quando ti cadono male. Però è arrivato YouTube. YouTube all'inizio non lo capivo, come si farà mai a monetizzare questo coso? Cioè, come ci fai a fare soldi con questo robot? All'epoca la domanda tipica era: non ce l'hai un sito internet? Tutti avevano un sito internet, non eri nessuno se non avevi il sito. È come se adesso ti dicono no, non ho Instagram, e come cazzo fai a vivere? Era così. Mentre adesso la domanda di tutti quanti te la sarei fatta pure tu, essendo tra virgolette emergente da poco, diciamo, in queste cose qua. Ma come si gestisce un canale YouTube di successo? All'epoca la domanda era: come si scrive un blog di successo? E su quello, per esempio, la mia fortuna è stata tantissimo Paolo Evangelista. Un giorno, senza sapere una fava, mi ritrovo su Facebook una roba tipo 300 richieste d'amicizia tutte assieme, senza nessun motivo, e vengo a scoprire che Paolo aveva scritto un articolo che si chiamava Palestratus, in cui spiegava come si scrive un sito usando me come esempio. Fantastico. E Paolo siamo sempre stati amici, è stato prima un mentore, è stato poi un amico, ci siamo, insomma, sai quelle, ecco, se ti devo dire culturisticamente parlando, le persone più importanti della mia vita, sicuramente c'è questo Santino e poi sicuramente c'è Paolo. Tutti gli altri vanno a scendere. Ma tu considera che di Paolo poi ho conosciuto pure la mamma, la moglie, cioè, questa cosa qua la sappiamo io e lui, però ormai credo che sia passato in prescrizione. Quando lui ha scoperto di avere problemi al cuore, ha chiamato prima me, poi l'ha detto a sua moglie. Quindi, insomma, non so se sia ancora, credo che mi abbia messo pure come parente su Facebook all'epoca. Comunque, YouTube ha dato una bella botta ai primi fitness influencer, le prime persone che hanno portato il bodybuilding mainstream. Diciamo che YouTube ha fatto a metà degli anni 2000 quello che Pumping Iron non aveva fatto al suo tempo. Prima. Sì, si sono appassionate tantissime persone, sono andate in palestra, si interessavano più al personaggio che forse allo sport, però comunque ci andavano. Poi, secondo me, è iniziato il crollo. Il crollo è iniziato perché vuoi o non vuoi, quando una cosa diventa per tutti, poi la qualità cala. Certo. Il problema cos'è stato quando ti parlo di Mythbuster prima? Che quelli che criticavano alcune persone poi hanno incominciato a fare più o meno le stesse cose. E poi quindi da Tozzi, che si criticava tantissimo, per carità è diverso, però è arrivato il project, roba. Allora, inizialmente progetti molto carini, e poi come tutto, se li vuoi fare monetizzare devi far calare la qualità. Poi c'è una parte qualitativa e una parte meno qualitativa, perché sono stati bravi e l'hanno divisa. Però per un periodo, insomma, le proteine cotte che si come si dice? Che perdono i nutrienti, Sì. mi si era impappinata la lingua. Quello lì che si calcolava il volume di ossigeno in base alle scorregge, non sto scherzando, una volta avevo fatto lo screenshot, in base alle scorregge e i frutti che faceva si era calcolato quanto era il suo Vox 2 Max, insomma, abbastanza pesante. E poi per farla corta, se no non finiamo più, sicuramente la pandemia con TikTok.
Da lì è cambiato. Vero. Da lì è cambiato tutto. E ti dico, io ancora non riesco a capire che cazzo sta succedendo. Veramente non lo riesco a capire. Allora, questi sono stati gli step grossi. Gli step positivi sono stati sicuramente che un fenomeno di nicchia è diventato veramente mainstream. Cioè, all'epoca veramente, se tu non eri grosso in palestra non ci andavi. Erano un po' come i dojo. Tu andavi dal maestro, dentro c'erano altre persone che si allenavano, entrava a fare parte di quel gruppo, si faceva famiglia, ok. Poi piano piano hanno incominciato a scoprire che con una saletta attrezzata, con le biciclette, o con il rowing, sai, quelle là, il canottaggio indoor, prendevi una barcata di soldi senza fare una mazza e sono arrivati i corsi. E il bodybuilder, io questa cosa la racconto sempre, è sempre stato molto generoso. Il bodybuilder vero, ha sempre avuto tanta voglia che le altre persone estranee entrassero in quel mondo, li capissero o comunque fossero invogliati. E noi abbiamo accettato tutti. Abbiamo accettato la signora Pina, abbiamo accettato il corso di Pilates, abbiamo accettato la ginnastica dolce, la zumba, tutto. Se non fosse che a un certo punto siamo diventati strani a casa nostra. Eravamo quelli strani, eravamo quelli che davano fastidio, erano quelli che grugnivano, quelli che sudavano, quelli grossi che facevano schifo. Ma quella fino a 3 anni fa era la casa nostra, eri tu che eri ospite. E quello è stato l'inizio, secondo me, del vero calo di qualità. Di contro, è arrivato internet, è arrivato PubMed, è arrivato Scholar, sono arrivate le ricerche, ho incominciato a capire come funzionava. E ti cedo una frase di Filippo Massaroni, perché se no sembra che io mi intesti, diciamo, questa cosa e non è vero. Una volta a Filippo chiesero: professore, ma rispetto a quando si allenava lei, adesso che c'è la scienza, è cambiato qualche cosa? Lui gli ha reso in faccia e gli fa assolutissimamente nulla. Cioè, le cose che funzionano ora sono le stesse cose che funzionavano negli anni 70, negli anni 80 e negli anni 90. Si è solo ed esclusivamente capito per quale motivo funzionavano. Prima sapevi che funzionavano, ora sai per quale motivo. E io questa cosa l'ho sempre spiegata con una cosa stupidissima. Tua nonna, o comunque la classica nonna, era bravissima a fare la pasta al forno, le melenzane, il ragù, ma non aveva nessunissima idea scientifica del perché se tu metti la padella sul fuoco poi l'acqua bolle. E non sapeva neanche perché se tu metti la pasta nell'acqua fredda non succede niente, ma se la metti nell'acqua calda si cuoce. Sapevano che se mettevano lo zucchero, allora la carne però non sapevano come funzionavano la caramellizzazione, diciamo, delle carni. Sempre fatto così, si è sempre fatto così. Però cucinavano da Dio, ma non sapevano il motivo. Adesso noi sappiamo il perché quella roba lì funziona, ma da un punto di vista pratico non è cambiato nulla. Quando mi dicono adesso sono diventati grossi perché abbiamo la scienza, ma non è vero un cazzo, cioè, zero. Anzi, io ti dico una cosa, paradossalmente, in un momento in cui il problema grosso è l'infodemia, cioè l'eccesso di informazioni, sono tutti più stupidi. Sono tutti più stupidi. Sono tutti intortati dalla macchina con resistance profile, il line of pull, il moment arms. Poi li vedi e dici: ma che sta cagata? Cioè, ti ricordi in pandemia? Non so quanto tu eri attivo, perché ti ripeto, come dici tu, giustamente non ci conosciamo, ma in pandemia c'erano dei ragazzi che si facevano il dischi in cemento. Una panchettina, magari una Viking Pro di quello scassato, però era l'unica cosa su cui si potevano appoggiare, 2 elastici, e c'è gente che ha avuto più risultati in quei 3 anni a casa, senza niente, che in delle sale pesi ultra organizzate e sistemate. Un motivo ci sarà. Ieri o 2 giorni fa ho postato su Instagram il video di un ragazzo di colore in Africa che faceva leg extension con un manubrio seduto su una sedia enorme, gigantesco.
Ovviamente gli ho detto, e voi cambiate palestra perché il cavo vi tira male o perché quel modello di chest non vi funziona. Per avere il petto di lui vi dovete dopare. Punto. E quello probabilmente mangia couscous e pesce, ma più di tanto, perché poi ti dicono si dopano. Cioè, uno che non ha la luce in casa, cioè, c'ha la casa fatta di fango, i dischi di cemento tirati fuori, diciamo, da ruoti di pezzi di treno, però secondo loro c'è il trembolone lì, no? Come per magia, chissà come mai in Africa gli portano il trembolone, però non gli portano l'acqua potabile. Però, ok, facciamo finta che sia vero. La frase stupida è stata: vabbè, ma sono neri, hanno una bella genetica. No, quelli si fanno il mazzo. Cioè, la cosa che non hanno capito è questa qui. Ultimamente, e così ti sto dicendo anche le cose negative che sono uscite nel frattempo, in questo eccesso di ricerca della ricerca, che sembra cacofonica come frase, però ha senso, stiamo cercando la stabilità in tutto, ma il corpo è instabile. Noi siamo fatti per correre, non siamo fatti per correre sul tapis roulant o in una pista da ciclismo piatta. In natura noi corriamo in mezzo alle pietre, in mezzo alla sabbia, ci sono i valloni, ci sono gli affossamenti. Noi siamo fatti per essere stabili e siamo progettati per reagire a quell'instabilità. Risultato? Robbie Robinson l'anno scorso alla masterclass a Napoli, 78 anni di tizio, 200 kg di squat. Facevo un sissy squat, ora non te lo posso spiegare, è presente la panca romana. Lui prende, scende, fa gli addominali, arriva con la schiena a terra, si rialza e si risolleva con la gamba, 78 anni. Vabbè che avevo un'ernia, ma dico, io certe volte mi svegliavo la giornata che non mi riuscivo a mettere i calzini sole, sicuramente non avevo 78 anni. Cioè io mi chiedo, no? Lo scopo di adesso è diventato semplicemente quello di avere un bel fisico. Perché è instagrammabile? Cioè è quello il punto. Anche i preparatori, molti preparatori mi hanno incominciato a deludere, tantissimi. E alcuni infatti io li chiamo allenatori o preparatori, non li chiamo più coach. Perché l'unico scopo è finire in gara e vincere. Ma se l'unico scopo del bodybuilding è avere un bel fisico, 40 di braccio e la coscia squartata, allora come faccio a criticare un sedicenne che, ti cito una frase che ho letto su TikTok un annetto fa, ti dice being natural is a waste of time. Se lo scopo è solo quello di essere grosso, perché doparsi è un problema? Il problema è che il bodybuilding dovrebbe essere altro, tanto altro. È un percorso lunghissimo, dovrebbe essere un percorso di crescita, dovrebbe essere un percorso di cultura, dovrebbe essere molto slacciato dall'aspetto estetico, che dovrebbe diventare quasi una sorta di effetto collaterale di quello che fai, bello, positivo, accettato, ma dovrebbe essere l'ultimo dei problemi che tu hai, l'aspetto estetico quando fai bodybuilding. Vero. E invece ormai è diventato solo quello, e non ce lo hanno fatto diventare i sedicenni solo quello, ce l'hanno fatto diventare quelle della mia età o quelli poco prima o quelli poco dopo. Perché adesso sono coach, ho vinto 30.000 pro card, e intanto tu non hai vinto niente, l'hanno vinto i tuoi atleti. Tu non hai vinto un cavolo, sul palco ci sono andati loro, la dieta l'hanno fatta loro, se si sono bucati loro, se hanno rischiato la salute l'hanno rischiata loro, quando si sono sentiti di merda e sono finiti all'ospedale gli hai detto tu vattene dal medico, mica ci sei andato tu e gli hai parato il sedere, perché così è. Si svegliavano loro, anche se fossero natural. Ha intervistato Yannick, che è una delle interviste che ho visto, cioè, sai, è venuto al camp con noi, ci siamo conosciuti là, poi gli ho fatto un'intervista anch'io. Cioè, era Yannick che si svegliava la mattina e si faceva 300 swing al giorno, 200 rumeni all'hip thrust o le 160 ripetizioni di pressa col peso da 15. Assolutamente. Certo, la sua guida è importante, è fondamentale, coach, atleta fanno corpo unico, ma poi il mazzo se lo fa l'atleta. E non possiamo neanche, perché questa cosa qua mi ha annoiato abbastanza, parlare dei coach di successo. Non esiste il coach di successo. Il coach di successo è quello lì che ha talmente tanta fortuna da trovare l'atleta di successo. È l'atleta che fa il coach. Non si usa più, ti potrei anche fare il nome, ma è poco carino. Ma alcuni coach veramente famosi,
quelli seri. Loro andavano dagli atleti carini e li pagavano per entrare nel loro team. Certo, in modo tale che loro si potevano fare un nome. 1, 2, 3, 4. A un certo punto, guarda Tizio c'ha X, Y e Z che sono grossi, allora è bravo. E allora incominciano ad arrivare le persone. E allora lì, se sei bravo, hai la possibilità di farti un nome e andare avanti. Se fai pena, perché gli atleti, per come vengono, li perdi, perché ovviamente poi quello è un dato di fatto. Però diciamo che si critica tanto, e te lo dico da persona che allena, il ragazzo svogliato, quello che non ha la famosa coachability, quello lì che sta su TikTok, quello lì che perde tempo invece di recuperare come si deve, tutto vero. Mm-hmm. Ma c'è il back-end, cioè, io ho visto dei preparatori che io una volta raccontavo in un ambiente federale, ok? Quindi non al bar con gli amici, che se un ragazzo che seguo a un certo punto mi sparisce e non mi manda più feedback per X tempo, io lo faccio uscire dal coaching, perché non ha senso. Che senso ha che tu mi sparisci 2 mesi e mi compari quando hai finito la scheda? Io nel frattempo di te non so nulla. Come ti faccio ad aiutare? Esci. La frase è stata: mandameli a me, vedi che bellezza, gente che ti paga e non fai un cazzo. Questo ti fa capire, questo però ti fa, però sai, detto da un sedicenne ha senso, detto da gente di 40 anni, anche con ruoli abbastanza importanti, fa un po' ribrezzo. Un po' sì. Fa veramente ribrezzo. E quindi ti dico, si criticano tanti ragazzini, ma gli adulti? Ecco, questa cosa qui è quello che è diventato veramente brutto. Per il resto ti dico, quest'anno in fiera non ci sono andato. E per quanto vedere quei gym talker che poi di presenza sono la metà di quello che sembrano in fotografia, e da un lato potrebbe dire, vabbè, ma che c'entrano questi col bodybuilding? Da un altro è stato, io vado in fiera dal 2015 più o meno, è stato forse il primo anno in cui c'erano le ragazze di 13-14 anni che facevano pesi, una marea di ragazzini 15-16 anni che comunque si allenavano, sì, bene, male, belli, brutti, illusi, presi in giro, però c'erano ed erano tanti. E ora lo scopo non dovrebbe essere quello di prendere la tua passione e tramandarla agli altri, se no che è il bodybuilding? Vincere la Coppa del Nonno, che ho vinto la Coppa INBP, dopo 3 anni ce l'hanno tutti quanti la stessa medaglia, perché tanto non cambia mai, è sempre uguale. Ogni tanto gli cambiano l'etichetta, poi diventi vecchio, diventi veterano e magari qui sopra, mentre io ho la collezione dei Funko Pop di Beetlejuice, loro hanno tutte le garette che si sono fatte, però tutte colpe impolverate ed è finito lì. È uno sport. La cosa bella degli sport cos'è? Qual è sempre stata? Che io ero piccolino, non seguo calcio, quindi adesso ti dico dei nomi che sicuramente per un appassionato di calcio sto bestemmiando. Ma io ero piccolino, mio nonno era milanista, mio fratello era juventino, e io erano gli anni di Gullit, di Rijkaard, di Van Basten, e tu crescevi con quei miti lì. Quei miti lì hanno creato altri miti che hanno fatto appassionare altri ragazzi che hanno incominciato a giocare a calcio e tu ancora giochi. Adesso ci sono i bambini che guardano quelli che giocano a calcio adesso, che però erano quelli che guardavano quelli che giocavano a calcio prima, e tu hai creato delle generazioni che si rinnovano di gente appassionata. La stessa cosa col basket, la stessa cosa con tutti gli sport belli. Una volta era così anche il bodybuilding, ma se tu adesso non tramandi la bellezza di quello che fai e diventa semplicemente il male, il costumino, la pro card e metterti su YouTube che tu sei coach o che sei... Anche tutto il resto. Sì, e che te ne fai? Tant'è vero cosa succede? Che tu hai gente come Vince Taylor che ha quasi 70 anni, pure lui ancora sta lì. Arnold è tutto scassato, ha operato di cuore, ma sta ancora lì. Robbie Robinson sta ancora là.
quando abbiamo fatto il camp era uscita la notizia che era morto all'improvviso, e dopo un paio di orette fa: guardate, essere morto non è tanto male, mi hanno informato che ero morto mentre stavo facendo gambe. Cioè, così, tutta gente molto così, e sai negli anni quanti volte ho visto che ti dicevano il tizio è un talento genetico, è il futuro del bodybuilding, poi lo perdevi 5-6 anni, usciva fuori una storia dopo 5-6 anni, tu dici: oh cazzo, minchia, ancora vero, tizio era il talento del bodybuilding. Quanto ha fatto? 26 anni. Cioè, gente bruciata ancora prima di iniziare. Questo è il brutto. Questo è il brutto. La cosa bella è che ci sono tanti appassionati. Secondo me devi decidere cosa vuoi vedere. È un po' come quando vai in fiera. La gente va in fiera e ti dice: ma la fiera è calata, è tutta piena di ragazzi. Ma perché devi guardare solo la parte brutta? Guarda la parte positiva anche. Perché se si guarda sempre la parte brutta non se ne esce mai vivi. E ti ripeto, è un problema dei vecchi. Mi ci metto nel mezzo dei vecchi, con tutto che non ho quel tipo di mentalità. Sono usciti fuori i Men Physique. Oh, che schifo, sono tutti gay, si mettono il fondotinta, si truccano, e di qua e di là, ma che è bodybuilding? Perché il bodybuilding è solamente quello di 180 milioni di chili, quello grosso, quello che magari ti scoppa sul palco malissimo, e quello talmente tanto grosso che a un certo punto hanno dovuto eliminare le categorie femminili pro perché non se le guardavano più neanche i maschi, perché c'è stato un periodo in cui il bodybuilding non se lo guardava più nessuno, perché c'è stato un periodo in cui il bodybuilding non se lo cagava di pezza più nessuno, perché nessuno voleva avere le dimensioni di Marcus Aurelius. È bello in televisione, ma chi vuole essere grosso come Marcus Aurelius? Un bel freak. Ma chi lo vuole fare? 4 appassionati. Se tu glielo dici ad un appassionato: vuoi essere grosso come era grosso Ronnie Coleman? Ti dicono tutti sì. Vai da una persona normale. Assolutamente. Chiedi. Quindi tu che vuoi che la gente va a essere allenare? Invece sono venuti fuori i Men Physique. I Men Physique hanno aperto ai Classic. La nuova primavera del bodybuilding è stata Bumstead. Ripeto, Bumstead. Quanta gente ha portato? Un fisico sì dopato, sì grosso, sì enorme, ma che tu dici: cavolo, ma in quella maniera ci vorrei essere come Bumstead, vorrei essere come Ramondino. Quanta gente vuole essere Big Ramy? Cioè, la cosa che ci scordiamo tutti quanti è che torniamo a sia Tom Platz che a coso, come cavolo si chiamava lui? Oddio, si vede che tardi mi scordo i nomi. Quello che è morto di cocaina, quello che si faceva di qualunque cosa. Oddio. Vabbè, fregatene. Mi verrà in mente. Loro ti dicevano che soltanto il 5% delle persone che vanno in sala pesi fanno le cose come Dio comanda. Io una volta ho fatto un post su questa cosa qua. Di questo 5% di persone che vanno in sala pesi e fanno le cose come Dio comanda, che ci possiamo essere anche nel mezzo, anche io, tu e 3/4 di quelli che hai intervistato, solo una piccola parte gareggia, diciamo un 1%. Sì. Perché poi alla fine non gareggiamo tutti quanti, c'è tantissima gente che si allena, ma gareggiamo in pochi. Di quei pochi che gareggiamo sono quasi tutte nazze, perché delle gare natural non gliene frega una mazza a nessuno, diciamocelo chiaramente. Quindi diciamo che dell'1%, un 1-2% gareggia natural. Quindi sono cose che o le fai per passione, perché ti piace, perché ci credi, oppure la dovrebbero anche smettere di andare in giro a sentirsi i guerrieri della notte come se stessero salvando i bambini dalle bombe a Gaza. Cioè, ti stai allenando, che stai facendo una cosa che ti piace, e già sei fortunato perché puoi fare una cosa che ti piace. Magari hai anche la fortuna enorme di poter lavorare di meno per poter dedicare tempo a quello che ti piace, e già il fatto stesso che tu puoi lavorare di meno è un lusso, soprattutto di questi periodi. Mentre nel mondo è pieno di gente che non ha neanche da bere, tu ti puoi permettere di fare l'alimentazione e fare la fame, perché la vuoi fare, però poi mi viene e mi dice: mi sento i sacrifici perché ho mangiato le gallette. Dagli lo stesso pacco di gallette a un bambino in Africa, vediamo se fa il sacrificio. Ok? E tutto questo con lo scopo di finire in mutande oliato davanti a un sacco di persone che ti fanno le fotografie. Ora, amo questo sport, sai che ho fatto anche il giudice di gara, cioè, ho portato ragazzi in gara, lo faccio da una vita,
Però certo. vogliamo dare a tutto il giusto peso, cavolo. Neanche ci campi. Almeno se ti rompi il culo a giocare a calcio, c'hai uno stipendio. Magari piccolino perché non arrivi in Serie A, però sai, quei 1.500, quei 2.000 euro a un certo punto, quando arriva a certi livelli, te li danno. Nel bodybuilding i soldi li spendi e basta. Almeno che non... E siamo sempre lì a litigare, a ghettizzarci. Ah, guarda, quello l'ha preparato brutto. Ah, guarda, quello è fake natural. Quello lì è fake nati. Quello lì fatti questo. Quello lì che era meglio quando stava con... dai, che rottura di palle. No, non fare una serie di più perché implodi. Allora, sta roba qua non la fanno i ragazzini, sta roba la fanno i grandi. E secondo me quando arrivi a quel livello fai prima se ti levi dalle scatole. Famoso o meno che tu sia. Ale, voglio farti questa Sì, domanda qua, visto che hai vai, vissuto un bodybuilding, ripeto sempre, degli anni 90, vai. dove i primi anni 2000 forse si sono viste, e siamo forse tutti d'accordo, le fisicità migliori, ok, che si siano mai viste. Secondo te cosa è successo per arrivare poi ai fisici che si vedono oggi? Cioè, dove sta il problema? Dove sta il problema? Allora, ti devo dire una cosa, per gusto mio personale, la metà degli anni 90 è stato il crollo del bodybuilding, però è un gusto mio personale. Ok? Chi mi Secondo conosce, il top allora, dove è stato raggiunto, secondo te? fino a quando c'erano Leuron, Shawil Ray, Frex Wheeler, quell'andazzo lì. Dopo hanno incominciato a diventare... Allora, adesso mi odieranno tutti, lo so, perché tutti sono di una generazione successiva e quindi sono nati tutti con Coleman, con Cutler, roba varia. Però a quel punto già erano diventati degli esperimenti genetici, autoesperimenti genetici. Cioè, vuoi che non si conoscesse benissimo l'effetto collaterale degli anabolizzanti? Ma a un certo punto si è incominciato a pensare, guarda, quello è arrivato a quel... che poi è un problema di quello, tipo quello che ti dicevo prima, però in grande. Yates ha avuto quella fisicità, per arrivarci dobbiamo fare di più. Come lo fai di più con la chimica? Solo che in quel periodo lì, se tu conosci un pochettino di storia del bodybuilding, sono incominciati a morire come le mosche, tantissimi. Anche nelle garette locali andavano, posavano, incominciavano, andavano in titania, incominciavano a schiumare, cadevano a terra in quella maniera sul palco e crepavano. Okay. Guardi invece quelli prima. Io non so se tu hai mai visto, hai mai fatto delle interviste, diciamo, con qualche atleta un po' più vecchiotto. No, Però, siamo però, cresciuti. però ti garantisco una cosa, la gente aveva paura di passare da 600 mg a settimana a 750. Quando si arrivava al grammo e 2, erano terrorizzati. Lo facevano soltanto se avevano in ballo la gara importantissima, ma lo facevano 2 o 3 volte e poi se ne andavano perché avevano paura di crepare. Ho paura. Avevano veramente paura di crepare. E se prendo quella capsula di Diana Boll in più, che succede? Boh, provo, vediamo. Adesso tu parli con i ragazzini e con la scusa che i prodotti non sono più diversi, che sono fake e roba varia, un grammo e 6 è la base. Allora, cosa è successo? Intanto che la gente ha smesso di allenarsi. Banalmente, la gente dice, ma come fai a dire che uno come Coleman smetteva di... No, Coleman ovviamente no, perché aveva il background della, diciamo, della generazione prima. Però se tu guardi, io ci ho fatto anche un ebook su questa cosa qua. Tu hai mai visto un... Allora, per me i Golden Era sono quelli fino, ti ripeto, al 97-98, ok? Quindi Ok. prima. Secondo alcuni era la Silver, però va bene, chiamali come cavolo vuoi tu. Diciamo Vince Taylor, Robbie Robinson, Columbo, quell'andazzo là, Bob Paris, Zane, roba là. Tu hai mai visto uno di loro strappato? Non si strappavano. Strappato no. Non si strappavano. Perché non si strappavano? Carichi liberi, quindi bilancieri e manubri. Bilancieri e manubri cosa fanno? Lavorano i muscoli in massimo allungamento, essenzialmente è uno stretching dinamico continuo. Non prendevano mai peso eccessivo,
perché poi quello che ti ammazza nel bodybuilding è quando tu diventi un obeso muscolare. Frank Zane 77 kg. Quindi, Ale, tu dici, scusami se ti interrompo, che c'erano anche molti meno infortuni di base. Non si infortunavano mai. Robbie Robinson, ci ho parlato personalmente alla Master, non ha mai avuto un infortunio, mai, non si è mai fatto male, mai, mai. Si allena da quando ha 12 anni, 16 anni, nel 78, non si è mai fatto male, mai, mai. Ed è una ruspa, è una cazzo di ruspa quel vecchio. Non si è mai fatto male, mai, mai. Non si strappavano, perché usavano i pesi che si potevano permettere. Perché ovviamente un bilanciere, se tu non lo puoi spostare, non te lo metti sulle spalle. Il cretino con l'hack squat lo fai però. Il cretino col chest press lo fai però. Allora, dici, ma allora il problema sono le macchine? No, perché le macchine sono nate per un motivo specifico. Se col manubrio quando scendo sono carico in allungo, ma sono scarico quando salgo, la macchina mi andava a compensare quel pezzo di ROM che il carico libero mi scompensava. La macchina tendenzialmente è scarica in allungo, ma è carica in accorcio. Quindi tu crei un mix tra le due cose e, e crei l'allenamento perfetto. Se tu, ripeto, parli con gli atleti di quel periodo lì, io li ho studiati veramente tanto, saranno almeno 3-4 anni che gironzolo su YouTube a guardare tutti i video dei vecchi atleti. Mi sono creato dei PDF scritti a mano con tutti i disegni, con tutte le tecniche, con tutti i mignolini, come li spostano e roba varia, tutta roba che ho provato. Mi ci sto divertendo tantissimo perché quando leggo i libri nuovi mi annoio, quando leggo quella roba là tipo, mi ci diverto troppo. Tutta roba che sto provando a far utilizzare ai ragazzi che seguo e guarda caso su 30 persone se la fanno in 20, in 18 funziona. Cioè, sarà un cazzo di caso? E guarda caso, ti do uno spoiler, ultimamente mi sono appassionato agli atleti asiatici, che sono usciti da poco questi atleti asiatici giganti, con delle posture bellissime, pieni, li vedi allenare, fanno gli Molto stessi... pieni. Molto pieni. Fanno gli stessi identici movimenti che si facevano negli anni 70 e 80 con tutte le finezze, tutte esercizi che da noi non nessuno sa che cacchio sono. Se tu guardi video degli allenamenti degli anni 70-80 si muovono tutti in quella maniera, tutti, qualità di movimento, pesi seri, i movimenti in instabilità, perché come ti dicevo creano della struttura. Io mi chiedo cosa sarà di questi ragazzi che cercano la stabilità dappertutto quando diventeranno anziani. Saranno tutti rotti, non si muoverà nessuno. Quello sono d'accordissimo, l'eccessiva ricerca di stabilizzare, quando ovviamente la capacità di stabilizzare che si crea con l'instabilità è necessaria nel bodybuilding. Guarda, ti faccio un esempio stupido. Io ho provato a stabilizzare per anni i miei lombari, essendo operato di schiena, avendo la protesi, appena sbagliavo mi facevo male. Ho avuto casini per anni. A un certo punto ho capito che me ne dovevo fregare, ho incominciato ad andare di rumeni. Io saranno 3 anni, 4 anni, 5 anni che non ho mal di schiena. Avevo sempre problemi alle spalle con la panca. Ho tirato via la panca e mi sono messo agli anelli. Ora tu sei abbastanza nuovo, però all'epoca io e Domenica Versano ci giocavamo tantissimo. Mai avuto un petto così grosso come con gli anelli, altro che Lecce Espressa da 15.000 euro della marca misconosciuta. 15 euro di anelli su Amazon. Impara lì a usare, facci le croci. Faccio 50 ripetizioni di croce agli anelli a corpo libero, poi mi dici quale macchina con line of pull. Il problema sai cos'è? La barriera d'ingresso. Se io me ne vado su una pressa, la barriera d'ingresso è inutile. Mi piglio, mi siedo, anche se non ho idea di come si aprono le anche, carico, peso e vado avanti. Verissimo. Fai un sissy squat alla gironda, quello vero, non quello che sali e scendi, quello che hai il drop con le ginocchia, il burlesque bump e il lip finale. Guarda in quanti lo fanno, perché là la barriera d'ingresso sale. Certo che sale. Tutti bravi a fare la lat machine, fate le trazioni. Tutti bravi a fare il T-bar supportato. Pigliate il bilanciere a corpo libero e stai col busto parallelo al pavimento. Vediamo che sai fare. Cambia. Dice, ma perché tu sei perfetto come t'alleni? No, io sono una chiavica. Io sono un aborto genetico dal punto di vista muscolare.
e che poi però è anche il motivo per cui mi sono dovuto smattare per capire un attimino come si faceva. Che ti ripeto, nella sfiga mi è andata bene da quel punto di vista, perché magari come atleta faccio cagare, però poi tutti i ragazzi che seguo tendenzialmente finiscono per diventare più grossi di me, cosa che mi fa rosicare da un lato, però mi rende contento da un altro. Però troppo facile. Andiamo alla palestrona perché ha 13 chest press, ok, e poi prendi i ragazzi, gli dici mi fai 2 piegamenti a terra, 6 ripetizioni arrivano con la faccia a terra, non sanno fare una trazione. Ah, ma peso 90 kg. Che cazzo vuol dire che pesi 90 kg? Franco Columbus si tirava su e tu non ti tiri su. Flex Wheeler ha vinto l'Olimpia a 98 kg. Sembrava più grosso di Filippo a 120. Raga, allora, tu dici ma non ti piacevano? Certo che mi piacevano, però progressivamente siamo andati a spostarci su altro. La ricerca del carico, la ricerca di battere il logbook, tutta roba che nel bodybuilding. Ora lo so che se tu parli con i professionisti ti dicono che fino a quando non sputi sangue tu non cresci. Io vengo da una generazione in cui c'erano i cestini della spazzatura per vomitare vicino ai macchinari, perché il detto era che fino a quando tu non vomitavi mentre ti allenavi non ti eri mai allenato. E io mi ricordo la prima volta che ho vomitato mi hanno aperto la tortina, perché si festeggiava, perché era come se ti diciamo come se ti sbregginavi praticamente, ok? Quindi ci sono venuto da quel mondo, non è gestibile. Poi senti gente di ma io prima delle 2 di notte non riesco a dormire, ma io non digerisco, ma io non riesco a mangiare niente, ma io sono sempre gonfio. Vedi come si allenano? Tutto, eccetera. Gli cambi tutto, improvvisamente esplodono. Ti arrivano i feedback, ma io questi pesi non li avevo mai presi in mano. Ah, ma dormo. Ah, ma non tremo più. Ah, ma digerisco. Ah, ma prima mangiavo 2500 calorie e mi vomitavo, adesso ne mangio 3500 e sto bene e sono più tirato. Ma non ci siamo inventati niente, è roba che si sa da una vita. Allora, il bodybuilding, allora, le informazioni sul bodybuilding, tu ti puoi fermare, io lo dico sempre sta cosa. Ti leggi i bollettini della Nautilus, i principi di Polly Quinn, il DCS di Paolo Evangelista, se vuoi capire un pochettino di biomeccanica, e se ti vuoi dare una giornata sulle ultime cose che sono uscite, il libro l'ultimo, quello lì di Schoenfield, che prende tutta sta roba qua e ti dà una giornata, diciamo, cavolo era del 2000, 2020, 2022, quello che era. No, forse prima, 2018, vabbè, poi l'ho riaggiornato. Leggiti quella roba e il bodybuilding è finito. Sai tutto. Ah, ovviamente Emilio Dei, vabbè, quello è un classico, quella è la Bibbia sacra. Ma anche Emilio Dei, no? Io la racconto sempre, io l'ho letto la prima volta da ragazzino e ho detto, ma che è sta cozzaglia di schede? Semplicemente non ero pronto. L'ho riletto dopo un paio di anni e in quel libro c'è tutto, tutto, tutto. Solo che devi essere abbastanza navigato in sala, devi essere fatto venire talmente tanti di quei calli da poterlo capire. Sì, perché se no non lo capisci. Anche perché è un libro non finito, perché lui poverino è morto, quindi poi è stato finito postumo. Quindi in realtà magari aveva una conclusione fatta un po' meglio di quella che è andata a finire, però l'hanno trovato freddo, vestito in tuta sul letto, poverino. Infatti Ale, una mia domanda, ma eri appena entrato in argomento, sarebbe stata cosa c'è ancora da scoprire in questo bodybuilding? Ma tu mi hai appena risposto, insomma, che nemmeno recentemente si è scoperto nulla di nuovo. Guarda, l'unica cosa carina che hanno inventato negli ultimi anni, l'unica, è l'hip thrust, che è l'unico esercizio che effettivamente prima non c'era. Non c'era? Non si faceva? Nessuna forma No. di spinta d'anca? In quella posizione no. Anche se poi ti posso dire una cosa, se tu ci pensi l'hip thrust è un parziale di rumeno, però va bene, lasciamo stare questo dettaglio. Perché l'hip thrust è un parziale di, se lo fai bene l'hip thrust è un parziale di rumeno. Però non c'era. Il resto, qualunque cosa si siano inventati, l'iliac pull down, noi lo chiamavamo pull lay alto. Adesso si sono inventati il curl con i manubri col gomito appoggiato. Nell'88-87 quando mi sono incominciato ad allenare io, scusa, nel 98 nel 97 quando mi sono incominciato ad allenare io, erano vecchi e le stavano buttando,
Le panche avevano i poggia omeri per fare le braccia. Dopo 30 anni è diventata una roba nuova. Non hanno proprio scoperto un cazzo. È tutto uguale. Sai cosa? Gli cambiano i nomi. Infatti certe volte ho fatto fatica a capire alcune cose. Le J-Reps. J-Reps. La J-Reps, se l'ascolta, è quella che noi chiamavamo 21. Sì. Le serie smezzate, io le chiamavo tre quarti. Il cluster. I tre quarti, sì. Cioè, tu gli cambi nome e sa di nuovo. Sì. È come la trap bar. La trap bar c'era inizio anni 90 è diventata scusa, inizio anni 2000 è diventata famosa con cosa? Con Polly Quinn, scusa, col bio di Tozzi. Però se tu vai e te la guardi, le prime trap bar erano forse erano in Super Squat di Randall Strausen, un libro vecchissimo sullo squat a 20 ripetizioni che adoro, anche perché è stata la mia primissima forma di squat. Cioè io ho incominciato a fare squat facendo 20 ripetizioni di squat col carico da 8, quello è stato il mio primo squat, che si faceva poi col pullover, e all'epoca, siccome era negli anni 50, anni 60 e non c'era mangiare, loro lo chiamavano milk squat, perché poi per recuperare bevevano un pochettino di latte di più, perché solo quello aveva. E già c'erano degli abbozzi di trapper, soltanto che erano fatti tipo con un harness attaccato, diciamo, sulla cinta, e poi c'era sto coso tondo che si attaccava. Poi è sparito, è ritornato un paio d'anni fa, tant'è vero che ci ho fatto anche io un articolo sul project, ma sono tutti corsi e ricorsi. Ora sta ritornando l'Ambraster, lo faceva Robbie Robinson, poi è sparito, poi c'è stato quando ho incominciato io, infatti ne ho uno, poi è risparito, ora è ritornato nuovamente. Non è cambiato assolutissimamente niente. Poi so che al ragazzino di 16 anni piace credere che il suo fitness influencer preferito abbia il mistero, il segreto, non hanno inventato una fava. E qualunque cosa stanno provando adesso, a me viene da ridere, però ti dico, trovo anche giusto che lo facciano, perché io ho sbagliato, ok, ognuno è figlio del suo tempo, falli sbagliare. Voglio vedere l'unica cosa, perché poi tanto poi ognuno avrà le sue risposte, no? Di quelli che ci sono ora, tra 10 anni quanti ne vedi ancora? Perché lì vedi a chi piace effettivamente e a chi no. Lì capisci chi ha fatto per moda e chi stava provando perché c'era quello. A volte sento criticare gli adulti perché ti dicono: ah, ma stanno su TikTok, noi avevamo i forum. E ho capito, ma se questi forum non ce li hanno, che colpa hanno? Hanno TikTok, usano TikTok. Una volta io ho sempre avuto un rapporto cordiale con Filippo Massaroni, no? Sì. Perché lui è molto carino, soprattutto quando Facebook andava bene. Mi sono beccato anche qualche piccolo complimento, perché qualche volta ho postato dei ragazzi che seguivano, mi ha fatto i complimenti per le tempistiche di crescita, come erano cresciute, oppure partecipavo a qualche post, mi sono beccato robe tipo: ah, saresti stato un assistente, un ottimo assistente, ok. Però di Filippo da un paio d'anni fa non capivo due cose. A, perché era sempre incazzato fresco. Filippo è acidissimo sui social. Poi se tu prendi il telefono, perché io ci ho parlato pure al telefono, è la persona più... cioè ridi da quando prendi il telefono a quando lo stacchi ridi. Lo vedi sui social, sembra super antipatico. Perché ovviamente non è un mezzo suo, quello diciamo scritto, diciamo, sì. E poi perché continuasse a dire: ah, ma io questa roba qua l'ho scritta con cultura fisica nel 78, e io ti dico: ma io sono dell'82, ho cominciato a allenarmi nel 98, che cazzo ne so cosa hai scritto tu con cultura fisica nel 78? Cioè, non ho, che ne so, un archivio, sarebbe bellissimo, io se potessi lo farei io, però dovrei avere le copie. Non hai un archivio di quella roba lì che tu hai scannerizzato, per esempio, e l'hai caricata su un sito internet e tu fai: quella è cultura fisica numero 2 ed è gennaio del 78. Non ho accesso a quelle cose, quindi è tutto know-how che si è perso. Uno come lui magari criticava il forum a me. Perché io che avevo il forum devo criticare TikTok? Se hanno TikTok, che devono fare? Si fanno i forum, dove sono più i forum? Che devono fare? Si ammazzano. Certo, quello hanno. Di chi è la colpa? Dei coglioni della mia età che non capiscono sta roba qua. Se tu avessi veramente passione in quello che fai, ti adatteresti a quello che sta andando adesso e proveresti come dire, non ad allevare, però a far compagnia alle nuove leve, così come gli altri l'hanno fatto a me.
Quando io ho avuto difficoltà, perché il mio sito, alcuni mi dicono, ma tu il tuo sito, con tutta la roba che c'è scritto, ci avresti potuto tirare su una barcata di soldi, perché lo lasci gratis? Perché quando io ero piccolino e non avevo una lira, c'era qualcuno che mi ha aiutato gratis. Qua siamo tutti quanti che vogliamo la Procard, vogliamo i muscoli, vogliamo la macchina, no? Sì, sì, però se tu prendi, c'è qualcuno che dà. Chi è che dà? Mi scrivono su Instagram dei ragazzi, le posso chiedere, a parte che mi danno dell'esta, cosa mi fa venire in ansia, comunque, ti posso chiedere, le posso chiedere, e io gli rispondo tranquillamente, certe volte gli faccio delle vere e proprie consulenze. Ma rispondi. Ma scusa, perché non ti devo rispondere? Perché a quanto pare, da quello che ho capito, ultimamente se tu chiedi qualche cosa a qualcuno o non ti rispondono, per risponderti ti mandano poi la ricarica da PayPal da fare. Te la fanno pagare, infatti sotto Ma, questo punto di vista sei grande, Ale. ma va a cagare, cioè, quando io mi sono fatto male alla schiena, no? Poi stavo ricominciando a camminare piano piano e ho capito che l'unico modo che avevo per recuperare a camminare come Dio comanda era trovarmi un po' di attrezzatura, perché quello che dovevo fare non lo potevo fare in sala, era troppo lento. Avendo un buon rapporto con Paolo, chiedo a Paolo. Poi, avendo un buon rapporto con Paolo, all'epoca in realtà ancora non c'era un rapporto con Paolo, io semplicemente io compravo Olympians per leggere Paolo, perché Paolo scriveva sta roba ultra complicata, ma la capivo e ridevo come un pazzo, mi divertivo tantissimo. Tra l'altro, le primissime volte pensavo che fosse disabile, perché su Olympians aveva questa fotografia che sembrava tipo leggermente menomato. E io all'inizio pensavo, ma guarda questo qua, scrive questa roba, guarda quanto ne capisce, poi effettivamente la provi, funziona, manco sale. Poi siamo diventati amici. Polo mi ha risposto subito, mi ha fatto la consulenza, mi ha detto cosa comprare, cosa non comprare, mi ha chiesto a chi chiedere, a chi non chiedere, dove andare, dove non andare. Poi per i cazzi suoi mi scriveva, mi chiedeva come va, come non va, aggiornamenti, non è aggiornamenti. Si è perso questo. E sai cos'è? Però era internet. Internet era una filosofia. Si diceva condividere amore, che era peer to peer, essenzialmente. Perché internet nasce in ambiente militare, poi arriva in ambiente universitario per condividere, diciamo, le informazioni, perché se tu vivevi a Messina e dovevi farti la tesi di laurea e quel libro che ti serviva era a Roma, dovevi andare a Roma a prenderti quel libro, internet nasceva perché poi quel libro era online. Mm-hmm. Serviva per quello. Era un modo per creare le vere comunità. Eravamo appassionati di manga, invece di essere lo sfigato che si scaricava i puffi a casa sua, ne hai trovati altri 12.000 che avevano roba ancora più strana e ti ammazzavi da ridere e ci faceva amicizia. E adesso 300 euro mezz'ora al telefono e ti dico quali sono gli esercizi belli. E vuoi che ti spiego come ho fatto quella cosa? Va bene, mi dai 100 euro e ti sento al telefono e 50 euro la scheda. Un'ora di personal training, 200 e passa euro. L'articolo te lo faccio, ma te lo faccio di 16 righe e poi se vuoi continuare a leggere ti devi scrivere perché ti devo abbonare. E vuoi fare la live come la stiamo facendo noi? Benissimo, dammi 800 euro, perché io sono quello famoso, tu non sei nessuno, sfrutti la mia immagine, dammi 200 euro. Purtroppo sì. Capisci che non è così, però... Così come, ti ripeto, quei coach che prima ragionavano in un altro modo e adesso ragionano soltanto in ottica gara. Ottica gara, ottica competizione, ottica al grammo di dorso in più e meno messo. Sta diventando veramente patetico questo ambiente. Di contro, ho la fortuna tremenda, e sono felicissimo di questa cosa, di lavorare con una marea di ragazzini che in teoria non mi dovrebbero neanche conoscere, perché per quanto io abbia la testa di uno di 22 anni, però di alcuni di questi qua potrei tranquillamente essere padre ormai, e invece ti vengono e ti dicono io mi sono letto tutto il sito.
e mi sono ascoltato tutte le interviste che hai fatto. Notavo che quello che scrivevi nel 2008 lo continui a dire ancora. Non sei come questi qua che cambiano idea ogni 6 mesi. Che fai? Mi segui? Una volta è venuto un ragazzino, ci ho lavorato 4 anni, 5 anni, poi come giusto che sia sta provando a fare per i fatti suoi adesso. Io ripeto sempre, il ruolo di un coach è rendere l'atleta indipendente, Dipendente, autonomo, sì. se no è una dipendenza. Cioè, se poi vuoi restare, resta. Io sono solo felice. C'è un ragazzo che seguo ormai da quasi 15 anni, figurati. Però l'idea di un coach è quello, è formarti e poi tu vai avanti per i cazzi tuoi. Una delle soddisfazioni più belle, cioè, ecco, di questi te li faccio i nomi tranquillamente. Una delle persone di cui sono più orgoglioso è tipo Mattia Curzi. È arrivato tutto scassato, abbiamo allenato 2 anni, ha capito quello che doveva capire, poi ha smesso, dopo la laurea in scienze motorie si è presa quella in nutrizione, ora fa il coach, si è fatto il suo studio. La gente quando lo vedeva allenare fa: ma ti seguiva Alessandro, vero? Sì, perché ti vedo come fa le croci, lo stile era il suo. E la cosa carina è che adesso c'è gente che allena lui e pensano che li allenavo io, comunque, cioè, il piacere è quello. Arriva questo ragazzo, Alessandro, mi fa: senti, io non so quanto vuoi, però ti seguo da una marea di tempo. Sono al quarto superiore, quest'estate ho lavorato al Lido tutta l'estate, mi sono messo i soldi da parte, se mi passano iniziamo, se no un altro anno lavoro da capo e vengo l'anno prossimo. Che fai? Ora ho sentito degli aborti tipo 1.900 euro per 6 mesi di coaching. No, ma che, cioè, questo, che si offendessero pure, ma che cazzo avete in testa? Per l'online, 2.000 euro l'anno. Oh. Se ne vedono, se ne vedono. E quando dico in giro che io i ragazzi che seguo li sento almeno 3 volte a settimana, mi dicono che sono pazzo, perché una volta ogni 2 o 3 settimane basta e avanza. Ma che sono bancomat queste persone? Cioè, non lo so. Dice, ah vabbè, ma il costo della vita. Ho capito, ma io quando ho incominciato a lavorare in sala pesi lo sapevo che non diventavo ricco. Sarei diventato ricco facendo il veterinario. Non l'ho più voluto fare, me ne sono andato in sala pesi. Lo sapevo che restavo fregato. E tu che vuoi diventare, vuoi camminare col Ferrari facendolo online? Ciccio, hai sbagliato tutto dalla vita. Quando ma io faccio il coach perché io ho lavorato ben 2 anni in sala pesi e io gli spiego che ho cominciato a lavorare in sala pesi, se non mi ricordo male, nel 99 o nel 2000, e la prima volta che ho visto uno stipendio, era il 2008. Cavolo. Era il 2008 la prima volta che ho visto uno stipendio in sala pesi. Per il resto io facevo volantinaggio, ho fatto il magazziniere dove mi sono rotto fisicamente la schiena, ho fatto gli uffici alla Parmalat, ho fatto una marea di supermercati come repartista, come cassiere. E però lavoravo in sala perché mi divertiva. Perché pensa ancora. Sì, io ero sempre in sala. Gli amici, sai, i cellulari poi sono arrivati un attimino dopo. Da noi era il regalo di 18 anni il cellulare. Una volta tu facevi la cosa più ovvia del mondo. Se io cerco Lollo, esco di casa, vado a casa di Lollo, suono: signora, sono Alessandro, c'è Lollo? No, è uscito, è andato da Marco. Andiamo da Marco. Sono Alessandro, mi hanno detto che Lollo e Marco sono qua. No, sono andati da Daniele. E a un certo punto si faceva così. Gli amici miei a un certo punto facevano prima, mi venivano a cercare direttamente in sala pesi perché sapevano che lì mi trovavano. Ok, allora il discorso cos'è? Che io ho lavorato in sala fino al 2016, al 2017, e in sale pesi anche grosse, con 900 iscritti. Io vedo i pseudo istruttori di sali impanicati perché in sala pesi hanno 40 persone. 40 persone era la giornata vuota, te li seguivi soli mentre bevevi il caffè. E questa cosa nell'online la vedi perché senti dire: ah, ma non puoi correggere gli esercizi dai video. Ma che cavolo stai dicendo? Non posso capire la panca piana se vedo la panca piana fatta da quei video tipo ti spiego lo squat in 1 minuto, ovvio. Ma se a correggermi la panca piano o lo squat è la persona che mi segue e che mi crolla piano piano tante volte a settimana, comunque tante volte al mese, piano piano mi va e mi lima il problema, io la panca piana la correggo. Certo, un'altra cosa.
ho messo storie fino all'altra volta. Ogni tanto, ovviamente l'online va bene per degli intermedi mezzi avanzati. Ovviamente un novizio completo fai fatica, come gli fai spiegare che ne so, lo squat da 0 a uno che non è mai stato in sala pesi. Ogni tanto però mi diverte e prendo delle sfide. Una l'ho postata l'altra volta, sto ragazzo sardo, vive a Bologna, non ha mai avuto un istruttore di sala, mai. Non ha mai fatto un personal, non ha mai fatto, il primo che l'ha fatto con me, perché è venuto il giorno prima che facevamo il campo Correda, e poi si è fatto prima il personal con me e poi il campo Correda. Quindi lavoriamo veramente da poco, perché il camp è stato a marzo. E porca zozza, si sta cambiando un movimento, a parte che esteticamente è cambiato tutto. Però porca zozza, certo che si può fare. Io ci ho portato Angelo in gara, io stavo qua, Angelo era Imola, lo portavamo in gara e vincevamo mezzo mondo. Il problema, sai cos'è? Che l'online lo devi sapere fare, devi avere molto più occhio, devi avere molta più pazienza, devi avere voglia di comunicare. Quello che manca ormai nei coaching, la gente non comunica. Il coaching funziona se tu parli e se il tuo coach ti calcola. Tu ho visto che hai intervistato tanti coach. Se tu ci pensi, un filo comune, te la dico alla liceo, come dire, il leitmotiv, no? Di tutti i coach è la comunicazione con l'atleta. Sì. Come stai, come non stai, come stai a casa, come non stai a casa, come va il lavoro. Dici, ma che c'entra, cazzo fai al lavoro o se ti sta male il cane? No, c'entra come. Empatia con l'atleta, certo. C'entra come. L'online lo posso. Allora, se io ti sento una volta ogni 3 settimane o anche meno, perché tanto tu devi lavorare e chi se ne frega di cosa fai, perché tanto devi lavorare. Me ne vado da ChatGPT. Che ci ho giocato, se tu gli sai dare le informazioni carine, lui ti tira fuori qualche cosa che è molto meglio delle schede di molti coach che ho visto in giro. Ho visto. Ed è gratis. Io mi ci passo il tempo ogni tanto apposta su sta cosa. Se io voglio un coach è perché voglio avere a che fare col mio coach. Se il mio coach non mi caga, ma sono in tanti. Ecco perché poi ti dicono, ma questo costa tanto, questa costa poco. E io dico sempre una cosa, il costo è un costo, ma il valore di quello che ottieni? Perché alcuni costano tanto, ma non ti danno valore. Alcuni costano un po' meno, ma ti danno tanto valore. Impara a distinguere. E guarda caso, quasi tutti i coach bravi non hanno followers. Ma comunque questo, te la butto lì. Insomma. Ale, intanto tu non so se li riesci a leggere i commenti, volevo leggere qualche commento. No, non li vedo perché da me è tutto piccolino, quindi vai tu. Ti dico, sono tanti complimenti. Leonardo Fiesoli che dice grande Ale, un grande coach amante del bodybuilding. Antonio, vabbè, lui è di parte, lo seguo. Grande Ale, sempre bello ascoltarti, amore puro per la disciplina vissuta e contenuti di altissimo livello. Salutiamo i ragazzi di Bodycast. Ragnar dice ho avuto modo di parlarci con Alessandro e oltre alla grande gentilezza e schiettezza è di un'immensa competenza, grande, dicono la migliore intervista finora secondo me, di questo ne sono molto felice. Contentissimo anche perché ammetto che a farla con te non so come mai ne ho fatte tante, ma con te avevo un sacco di ansia. Ti imputo un po' di ansia, no dai. Non tu sei simpaticissimo, però hai avuto tanta gente brava che mi piace, quindi giustamente mi chiedevo, no, ma che gli posso raccontare di più? Direi che sei stato molto 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 interessante e visto che ho invitato tanta gente brava ho invitato anche te proprio perché ti reputo un grande professionista. Lo stesso Fedele Marra ti dice persone professionista di un altro livello proprio. Condivido. Ringrazio tutti. Ale, noi abbiamo fatto 1 ora e 23. Per non dilungarci troppo, io ti dico solo questo, Ale, io avevo un canovaccio così di domande e te ne ho fatte 3 su probabilmente io come
E io come sempre mi sono allungato tantissimo e ti ho rovinato il giochino. No, hai impreziosito, scusami, la diretta Ok, dilungandoti sulle mie domande, perché poi ti davo il via per farti parlare e mi hai ma tenuto letteralmente incollato qua allo io, schermo. io ho il difetto di parlare tanto, quello È purtroppo. un pregio, se dici delle cose è un pregio, cavolo. Ale, io direi di Metti- chiudere la diretta solo perché mettitele, siamo arrivati. mettitele da parte e poi se qualche altra volta c'è voglia facciamo Bravissimo. E infatti ti stavo giusto per chiedere se magari riorganizziamo quando vuoi tu. parte 2, una parte 2. Qua- Quando vuoi tu, non ci sono problemi. Perfetto. Quando, qua- L'ultima cosa che ti vorrei chiedere Dimmi, è una cosa a cui tengo tanto e chiedo sempre a tutti, è dimmi. un tuo messaggio per magari qualche ragazzo, visto che ne segui anche, qualche ragazzo alle prime armi, le cosiddette nuove leve, che si buttano adesso in mezzo a questo mondo della sala pesi nel periodo in cui siamo ora, nel 2025. Qual è il tuo miglior consiglio da esperto che gli puoi dare? Allora, gli potrei dire tante cose. Da appassionato, uno di quelli che do più spesso è quello di leggere. Non leggono più. Si affidano a reel di Instagram, a reel di TikTok, ma non capiscono una cosa stupidissima, che tranne dei fessi tipo me, che si mettono là e ti regalano le informazioni a UFO, che se tu te le monti piano piano, nessuno fa divulgazione su sta roba. Cioè, Instagram non serve per fare divulgazione, Instagram è vendere. Tutti vendono, tranne pochi. E te ne accorgi che, perché oggi dicono una cosa e domani ne dicono un'altra. Però so pure che spiegare ad uno che è passata la quarta riga di caption su Instagram, si è annoiato e non ha letto di andare a leggere, fai fatica. Allora gli do un altro tipo di consiglio che forse è un pochettino più spendibile. Ed è un consiglio che ho dato a tanti ragazzi che seguo, veramente tanti. Mettetevi il timer su sto cavolo di Instagram. Limitate l'orario in cui ci state. Mentre mangiate, mentre cucinate, mentre siete in bagno ad evacuare, invece di leggervi Topolino, ok, va benissimo, però limitatelo e poi andate in sala e provate. Le cose vanno provate e non si provano, ah, ho letto che ne so, la serie interrotta, l'ho fatta 2 settimane e poi ho provato. No, 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 perché così è come quando tu prendi le mutande nel cassetto al buio dopo che ti sei fatto la doccia. Oggi è blu, domani è nera, tanto chi se ne frega. No, le cose vanno provate. Io ho provato per forse buoni 20 anni un po' di tutto. Ho provato anche delle follie. Ho provato dalle heavy duty, come ti dicevo, ma ho anche fatto 21 allenamenti a settimana. Ho anche provato a fare tra le 70 e le 90 serie a gruppo muscolare a settimana. Ho provato qualunque. Alcune cose vanno bene, alcune cose non vanno bene e piccolo spoiler. Paradossalmente, probabilmente quello che non è andato bene ora vi parerà il culo tra 10 anni, perché funzionerà tra 10 anni ma non funziona ora. E quello che vi sta funzionando adesso, tra 2 anni non vi funziona più. Io dico sempre che, anche qua, pure questo qua, è da vecchio, però eh, faccio sempre affidamento su quei film tipo Toy Story. È come quando tu sei bambino, hai la tua cameretta e devi giocare, hai la tua cesta con i giocattoli. Tutte le prove che fai, tutto quanto quello che conosci, tutte le tecniche, tutti i metodi, tutto quanto quello che puoi provare, è come se fossi un pupazzo, un action figure, una macchinina. Più giocattoli hai, più storie puoi inventare. Se ti fissi su alto volume, basso volume, 2 serie, top set, back off, è come se tu hai sto stanzone di 200 metri che è la tua stanzetta e dentro hai un action man, una pallina da tennis e un camioncino. Basta, stop. Quando in realtà dentro potresti avere l'inferno e giocare e inventare ogni volta 1000 storie, 1000 mondi, 1000 universi, tutti tuoi come fanno i bambini. Perché non si fa? Perché hanno paura di sbagliare. E se non funziona e non cresco, sti cazzi.
Sti cazzi, quanti anni hai? 22. Ecco, anche qua. E poi ti chiudo perché sennò annoiamo le persone. Se la maturità muscolare nel bodybuilding si raggiunge tra i 28 e i 32 anni, tutti i professionisti veri sono diventati professionisti a quell'età. Da Robbie Robinson a Ronnie Coleman. Un vecchio San Marino, credo 2017, c'era George Farah che preparava Big Ramy e quell'anno Big Ramy è esploso. Un ragazzo gli chiese: ma cosa avete fatto di diverso con Ramy che è esploso? E gli fa assolutissimamente niente. Aveva 28 anni, ne ha fatto 30, è maturato. E questo lo dico perché adesso a 22 anni si sentono falliti se non hanno la Procard in qualche cosa. Ma a 22 anni, se la maturità è a 18, se tu fai un paragone tra gli 1 e i 18, tu sei all'asilo. Non sei neanche alle scuole medie, cazzo. Vero. E hai paura di sbagliare? In un'attività sportiva in cui anche l'agonismo viene protratto tranquillamente fino ai 30-40 anni. I Master Olympia vanno avanti fino a 70 anni, ripeto, vedi Robbie Robinson, vedi Vince Taylor. E se per caso hai perso 2 mesi, che comunque non li hai persi, perché ti sei comunque allenato, quindi comunque hai imparato qualche cosa, diciamo che invece di crescere 3, sei cresciuto 2,4. E allora? E se va bene? E cresci 3,5? Ma non lo fai perché hai paura? E li vedo, sono in sala, piccolini, 40 kg, non sanno neanche come funziona la creatina, magari mi vedono che mi porto la Vulcan, la guardano, forse ti chiedono che è sta roba, perché non sanno neanche cosa... il pomeriggio avevo le Daisy Chain, e però tu li vedi con la cavigliera messa qui sopra, al gomito, che ti fanno le alzate laterali da dietro, con 5 kg. Dai, dove cazzo? Perché? Perché lo vedi fatto da... Sì, ma insomma, è come quando mi dicono, ah, ma Dorian. Sì, ok, Dorian si allenava in quella... Tu sei Dorian? Ah, ma Tom Platz? Ok, sì, Tom Platz si faceva 20 ripetizioni di squat con 200... Sei Tom Platz? Ah, ma Rich Piana, che era quello che mi ero scordato prima, morto di drove, arrivano i nomi, diciamo, a UFO, ogni tanto ti entrano dalla porta. Ma lui faceva così, sì, ma tu sei lui? Chiaro. Allora, perché continui a... Allora, un conto è che tu hai il modello, io avevo Kevin LeBron, ok? Ed è il modello a cui tu aspiri, vuoi quel tipo di forma, okay, va benissimo, ti piaceva Ronnie Coleman, ok. Ma non sei Ronnie Coleman, non sei Tom Platz. Come Metzen o come Yates si potevano allenare soltanto loro due. Tu hai quella tipologia di capacità o no? No. E allora è come se un pesciolino si sentisse in colpa perché non riesce a salire sugli alberi come gli scoiattoli. Non sei sbagliato. Semplicemente lo scoiattolo è fatto per quello, tu sei fatto... Trova il tuo e diventa bravo nel tuo. Sono sempre a guardare gli altri. E hanno paura di sbagliare. Però si impara dallo... Cioè, siamo esseri umani. Se tu ci pensi, l'unico mezzo che abbiamo per imparare qualche cosa è fare cazzate. Siamo Sbagliando. fatti così. Siamo fatti così. Tutti impariamo sbagliando. L'unico problema è che ogni volta devi sbagliare una cosa diversa, o se la sbagli uguale la devi sbagliare meglio. Ma devi sbagliare. Gli unici che non sbagliano sono quelli che non fanno una mazza. E torni al punto di vista, alla tua domanda, una delle 3 che mi sei riuscita a fare. Ma perché prima erano grossi e ora no? Ecco. Ci ho perso 1 ora e 30 per rispondere a questa domanda, ma ti ho risposto. Grande Ale, sei Non mi, stato non su. mi, non mi dilungo più perché sennò divento un sequestro di persone. Io andrei avanti altre 3 ore, però... Ragazzi, direi che siamo arrivati al termine di quest'altra diretta Inside. Io mi sono divertito davvero tanto, ma ne ero Grazie. sicuro di portare a casa spunti, nozioni interessanti. Ale, ci siamo ripromessi di riorganizzarne un'altra, per fare la Quando famosa vuoi, parte 2. quando vuoi tu, la 2, la 3, la 4, figurati io, tanto... Grandissimo. Guarda, ti do uno spoiler, di solito verso agosto me ne vado in ferie tutto il mese, quindi quando vuoi... Fantastico. Allora, ottimo, ottimo. Me ne servito sul piatto d'argento. Quindi, l'unica cosa che devo organizzare da qua a settembre dobbiamo sistemare il nuovo camp Correda di ottobre, però insomma siamo a posto.
grande, grande anche Redo. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Io, Ale, ti mando un grosso abbraccio e ti auguro una buona serata. Grazie mille, se non hai cenato buona cena e grazie a tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie a tutti ragazzi. Ciao Ciao, Ale. ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao.